Allora, salute, ringraziabile di seguire oggi. Dunque, di un nostro l'ultimo appuntamento di Geremo di Lanada in giro a riacquisto di Rigiro. Abbiamo principiato con parecchi seminari organizzati tra l'UMR Lisa, il Centro Culturale Universitario e gli studenti di terza annata e studi corsi. Abbiamo ricevuto parecchi autori, fondatori e animatori di Rigiro, con Renato Cotti, Saverio Valentini, Rosa Maria Ottavi, Lucia Santucci, Patrizia Gattagega, Giacomo Vusina, Giacomo Thier e riceviamo oggi a Gianluigi Moracchini e Pasquale Ottavi per l'ultimo appuntamento di Lanada, che sarà forse mica l'ultimo consacrato a Rigiro, e dunque principiamo con un piccolo scambio in giro a sua esperienza. Erano forse i due più giovani autori, penso, di questa rivista, e Gianluigi Moracchini mi diceva sapete, bon, sono stato un sidello abbalutato dai lumi di i grandi autori che scrivevano in Rigiro, che erano riconosciuti, e da qui dunque l'occasione di porre a prima questione a Pasquale e a Gianluigi come avete principiato a scrivere, se avete principiato a scrivere con Rigiro, se l'esistenza di una rivista che va portata a scrivere o se voi scrivete già, come avete messo un primo B in questa rivista nuova. Ringraziabile. Lascio rispondere a Pasquale. No, ma poi lui, ti saluto a Jacques, a Giacomo Thier, saluto gli studenti. Ecco, poi pure principio pure. Bon. Allora, io dico rimane a Sebastian, l'esperienza di Rigiro è poca. Voglio dire che in 74 e a 15 anni, di lui 74 non so nulla, né di Rigiro né di Nimo che si occupa di lingua corsa. Cioè a dire che all'epoca l'impressione di lingua corsa, bon, dirà poco, non eravamo mica privi di lingua corsa, io parlavo corso in famiglia, parlavo corso con la gente che conoscevo, e ciò che ha costituito il principio di tutto è stato che si sono messi in piazza i corsi di lingua corsa, i corsi di corso, non era manco di lingua corsa, e di renanza a Rigiro. E penso che i primi corsi che ha avuto, che dirà con il babbo di Cristofano Luzzi, c'era il collegio di Amorta, non erano manco di lingua corsa, erano piuttosto di conoscenze del patrimonio. Dunque, a parte che ciò che noi diciamo di lingua corsa scritta, c'era Corsmatin. Corsmatin, per Pouvolore, qualche stalbatoio che sortiano così, e a lingua corsa io l'ho scontra quando mi ricordo che quando ero corso superiore secondannato, con moyen deuxième année, scrivi in corso. E agli attaccanti dice che tu écris, dire in un logo che non era mica troppo ingirato di corsi, dire a piedi orientali, qua sei militare, che tu écris, c'est du corso, bon. E scrivi in corso, scrivi, bon. So mica come scrive, ma mi ricordo che a un momento li di un corso, ci li di un corso, c'era qualcosa che c'era nel tuo giornale, e li di a un corso. Allora, quando abbiamo visto sorta il primo libro, la prima pubblicazione di Rigiro, l'abbiamo mica visto può essere secondo a terza, è stata una volta una meraviglia. Non abbiamo mai visto tanti scritti corsi. Allora, no, l'abbiamo visto perché sono di un paese dove c'era un poeta che si chiama Giacomo Simonpoli e abbiamo usato un libro di poesia. Bon, era quantunque usato un libro in lingua corsa che noi abbiamo. Allora, è parso una meraviglia di vedere qualcosa che era scritto in corso. Allora, oggi pare arte pura, quando si vede a Rigiro numero 1, 2 e 3,
si dice che, bon, non c'era potesse mica maniera di dire che era qualcosa di meraviglioso, ma tanto pariva qualcosa di meraviglioso. Allora, c'erano poesie, c'erano piccoli testi, c'era tanto di tutto, c'erano parole che non capiamo mica, Zara, per esempio, fai così. E ho passato così, ho visto, non ho fatto nulla d'altro che andare un giorno in un corso che era fatto di corso al liceo, dove c'era un certo Iago Mutier, che era un giovane professore, e come di, non era mica la lingua che ci punia qualcosa, era espressione. Voilà. L'idea era piuttosto espressione. Allora, in un corso di corso, era un attello piuttosto che un corso. Non si può manco figurare a persona ciò che dire, perché ora si vede un corso di corso istituzionale dove si impara la lingua. Oh, la lingua la maestrare, non era mica un problema di maestrare la lingua. Bon, scrive, bon, posso dire che a campo che ha avuto un correttore che mi ha corretto parecchi test più di una volta, perché è già dritta di me, che a scrittura formale non era mica qui sul problema, era l'espressione. Allora, l'espressione c'era il teatro, c'era il canto, c'erano i due patrizi che cantavano, ogni tanto facevano qualcosa. Il teatro, bon, era qualcosa che ci portava, c'erano gente che facevano meglio che me, una volta abbiamo provato, bon, sono altri che l'hanno fatto, e davanti a tutto questo c'era un militante della lingua, della cultura, di animazione, penso. Animazione che direi a Mutier. Non era mica un corso di corso, era piuttosto a ricerca di espressione. E penso che di espressione che ci ha portati tutto. E l'espressione ci ha portato a fare i spettacoli. Allora andavamo a Reggiano, allora uno faceva un stabatoio, l'altro faceva una canzone, dopo cantavamo tutti insieme. C'erano i pezzi di teatro che erano fatti da certi, e allora un colpo eravamo a Reggiano, un colpo siamo andati in Cervione, un altro colpo in Portivecchio. Non si può manco figurare ciò che dire di parte così liceane. Allora, quando in suo movimento di espressione, tanto mi sono messo a scrivere e a scrivere i testi che ha aiutato a Iago Mutier. Voilà. E penso che valevano un po' a fare, ma come era la logica dell'animazione e di espressione, tutto si va lì. Dunque, prima in corso, fa un'espressione in corso, si pigliava quello che contava una volta, quello che contava un fatto di uso paese, bon, tutto era un misco così di creazione. E bon, sono entrato in contatto con gente che scriveva in giro, bon, penso che abbia avuto un contatto con Gian Giuseppe Franchi. Sono sicuro, perché ci siamo scritti, non eravamo mica tanti d'accordo. Iago Mutier aveva mandato un testo, aveva reagito. Bon, io non citevo, pigliavo certe volte l'affare male, io ho risposto, si era scusato, mi era parso qualcosa di straordinario, di quel che sia che scriveva, che era riconosciuto, si scusesse, non t'avò, dice, non volevo mica dare lezione, fai così. E penso che c'è un movimento qui che mi ha portato a scrivere. Allora, appena lungo di dire, ma il tempo era che, quando lo si scriveva, c'era qualche sia che ricopiava tutto, che faceva correzioni, che metteva, allora, certe volte i primi testi sono mica in verso sotanaccio, sono in verso, va dire, sopranaccio. Beh, il verso è Iago Mutier che l'ha messo, metteva in linea e io scrivevo in bon, a fare così, a fatti correzione. E penso che senza il sostegno militante, naturale, non avrei mai scritto. E c'è Giacomo Mutier che ha fatto, che ha mandato i primi testi, l'ha mandato i primi a Kirna, dopo l'ha mandato a Rigiro, ha fatto il suo lavoro che per me dirà straordinario di essere pubblicato, devo dire, che lo ci fosse qualcosa che pubblicasse era straordinario. Bon, ma non la facciamo mica in lui sento dire, vabbè, hai visto, so qui, dirà una forma di riconoscenza, allora dirà una riconoscenza di pubblicazione, una riconoscenza di un professore che, perché abbiamo sempre avuto assai rispetto e confidenza
Bon, dunque dire un affare personale dove dire immediata fa. E c'erano altri, penso ai due Patrizi, penso a Denis Dobri, penso ad altri che scrivevano, facevano, tutto il mondo aveva i suoi enti. Sono stata appena lungo, ma di partiti che tanto il lavoro era portato da gente che erano da rete, che passano il tempo. Parlavamo di Aroneo, quando lo si vede oggi, i mezzi che ne abbiamo, fuori anche qui. On a nous la vede i mezzi che noi abbiamo al cinema di Cervione, dove c'erano con Asono. Mi ricordo una giornata che noi abbiamo fatto in Portivetto, c'era un rumore, c'era nulla che andava. E dunque era una volontà, penso, militante di animazione, di ricerca espressione. E non abbiamo mica, non c'era nulla che ci arrestava, non avevamo mai un feedback che sarà di parlare in inglese, un ritorno che dirà negativo. Era sempre bene. Allora penso che no, non era mica sempre bene, ma eravamo sempre incoraggiati a fare. Voilà. Pasquale? Allora, se volete, con Gianluigi, sono appena più anziano che lui, ma sono due esperienze di lieve differenti. Perché Gianluigi, stando assente, tu hai ricevuto un insegnamento in lo quadro dell'arrestato di un ministero di 74. Vuol dire che se fosse cominciare a insegnare un corso, a parte da quell'arrestato di 74, e io ho passato a scienza in 73. Dunque, il mio scontro con il corso è stato più tardivo, è stato. Allora, ben inteso, lo scontro con il corso, lo scontro con la cultura, con la lingua, essendo una famiglia corsa, a me non mi parlavano mica direttamente, ma voglio dire, sono stato sempre nel Luangio. Sono sempre stato un Luangio di locutori, dunque di comunità paesana, non si parlava che a corso nei paesi, infine, a gente era una certa età e chi stavano con la sua, noi non ci parlavano mica, ma fratelli parlavano. Dunque, voglio dire, il capitale l'abbiamo registrato, ma questo capitale c'era bisogno a sfruttarlo, a metterlo in onda. E allora una maniera per me di metterlo in onda, ho avuto l'occasione di dirla, è stato il canto, posto che presto ho fatto parte di Canto Popolo Corso. Allora ho fatto parte di Canto Popolo Corso, ma per via di una tradizione del canto un paese, che si è sempre cantato volentieri, c'erano le feste, c'erano i matrimoni, le serenate, e tutte le occasioni erano buone per cantare. Allora si cantava in francese, si cantava in italiano, si cantava in corso, ma c'era stuso popolare. E se volete, per me stuso popolare ha fatto da verga, voglio dire, quando si perde la lingua. E ben inteso, c'è stato questa mossa culturale. Allora, la mossa culturale che è partita a principio, all'inizio, mi ricordo era Luciano in terminale e mandami gli spacci di sostegno per le vanghe rosse, le famose vanghe rosse di manifestazione di Bastia. E se volete, su fondo politico ha cominciato a nutrire un immaginario collettivo, e questo immaginario collettivo si è allargato presto a culturale, poi ha avuto a Riccia di scontrare Poletti, a Saverio Valentini, a Domenico Tognotti, a Minigale, a Natale Luciani, e dunque abbiamo messo a cantare, che non sappiamo ancora che poteva cantare, e l'affare è partito così. E poi nel frattempo era uscito prima numero di rigiro, su numero spugliato. Allora era andata alla biblioteca municipale Neaccio a fronteggiare un poco. Aveva potuto vedere qualche esemplario di Amuvra, dell'almanacco di Amuvra, e mi era visto che non abbiamo fatto italiano, ma che il corso pure a legge abbastanza facile, perché non mi dava mica da fare, ben intesa. Mi mancavano certe parole, ma alla fine mi poteva sbrogliare di maniera, diciamo, onesta, a legge, ad alta voce, e capiva tutto. E dunque ho cominciato a pigliare un po' a pigliarmi di premura, no?
per questo aspetto di lingua parlata, ma di non scritta. E poi dopo è molta scienza dello Stato normaliano, è molta scienza che José D'Albera Stefanacci faceva grandi inchieste, dunque l'Isigale, e ci aveva rimesso un documento con so più, c'erano manco 2000 parole ben intese di un mondo tradizionale, e siamo partiti in giorno in cerca di tutte queste parole, ma poi abbiamo imparato la trascrizione fonetica e siamo andati a interrogare gente in giorno dei nostri luoghi. E, primamente ci siamo iniziati la trascrizione fonetica e poi abbiamo raccolto così una mazza di parole e abbiamo visto in noi l'interesse che lui ci può essere a interrogare i nostri, a interrogare gente, e un interesse che la prestava gente a tutte esseri umani. Dunque, se volete, c'è stata una specie di mossa globale, come pure di pigliare a metafora di allevatura. Vedete, l'abe quando la nasce a matrice in più a un mese aprile, che la da parte con una parte della Puglia, e a un momento dato l'ape sono parati e si cercano. Dunque eravamo in tempi di levatura. Allora, esce il rigiro e ripiara la parola maraviglia, anche l'ha detto Giovanni Luigi, non ci parliamo ancora, tanto non sappiamo mica che un Montese aveva compito di essere pubblicato negli 70, mi pare. E dunque c'era un po' ciò che il professore Ettore faccava su miracolo degli 70 con questa leva, questa generazione, i Thierry, i Vusina, i Geronimi, i Franchi, tutti questi nomi che ci avevamo da abitare, diciamo a su Italia, di una certa maniera arrivare lì, no, perché erano esempi per noi. Ecco, ci diciamo, ecco ciò che ce la fa, ecco la storia che ci insegna. E così abbiamo mandato nel 76 una prima poesia, e ha avuto un ritorno favorevole, e ben evidente così, giovane aveva 20 anni e mi è stato proposto di entrare nella squadra del rigiro, ne stava più spesso assente che a dire a me, perché chi mi diceva Pasqua qui a pari se con quelli che sanno, dunque cerca di ottenere con ciò che gli possono contare, perché ne sanno più cattivi. Ecco come le principiato a fare. Buongiorno, mi chiamo Sabrina. Pensate che in letteratura corsa si può parlare di tutto? Si può parlare di tutto, basta che lo si parli di tutto di modo letterario. E dice radio che io personalmente c'è un affare che ha sempre in capo di ciò che lui dice a Roland Barthes, la morale della forma. Vuol dire che tutto si può dire, tutto si può mettere in letteratura, ma cioè che la sia fatta di modo letterario, dunque c'è in giro alla scrittura c'è un'esigenza stilistica, ecco, che a me mi pare di premura maggiore. Non vedo mica che si possa scrivere un testo, voglio dire, sono tiravanti nella maestria di un scritto letterario, senza che la si purissi rispettasse la forma. Allora, ben intesa, la forma non deve mica, come diceva, non deve mica andare a un fondo, ma un fondo un po' mica andare senza un rispetto della forma, se volete, sono uniti in maniera profonda. Ecco, di par via di questa che scorrendo l'anni ciò che di scrivere di modo letterario è quanto abbastanza difficile, è abbastanza esigente. Prima scriveva e poi era contento di giocare a scritto, soddisfatto, si può dire, con una forma di scutumia, ma va sarebbe di più prudente, ecco, personalmente. Ma tutto si può dire, basta che lo sia messo sotto una forma che mi pare letteraria. Ecco. Se fosse aggiustare qualcosa, penso che si può dire tutto, ma ciò che lo ci sia che sia per legge.
Dunque, se quello che scrivi tutto non è mica né pubblicato né letto, a un momento dato, ci vuole dire che bon, ha scritto, ha fatto la letteratura, ma la letteratura è fatta per essa parte. E penso che un movimento di 40 ultimi anni ha mostrato che ciò che si aspettava dalla letteratura corsa è cambiato. C'è stata un'evoluzione che fa che, facendo una letteratura corsa, le gambe che non erano mica aspettate, ha fatto avanzare di noi ciò che li potevano aspettare niente, e dunque ha fatto un movimento che ha fatto andare in avanti a riflessione su ciò che è la lingua, su ciò che è la letteratura corsa, ciò che la può dire, ciò che la può portare. Penso che c'è stato quantunque qualcosa che la letteratura d'oggi non esprime mica ciò che era fatto 40 anni fa. C'è stata un'evoluzione. Dunque, bon, c'è stato un lettorato, penso che sia importante. C'è stato di noi un affare importante per il lettorato, c'è stata un'università che ha fatto che certi testi che non erano mica forse conosciuti sono stati più conosciuti, hanno modificato ciò che si aspetta di letteratura corsa. Dunque c'è un movimento in due, c'è quantunque un aspetto che tutto il mondo se ne scorda appena, è che un'università con una sezione di studi corsi facciano cambiare ciò che si aspetta di letteratura. Allora, penso che c'è qua che si può dire che oggi la letteratura può dire tutto, bon, e può, se non dice mica, se un amico un lettorato a un momento dato, ci sarà un'evoluzione, una prova di qualità letteraria sarà ripresa e sarà spartuta, e penso che farà cambiare l'idea di gente nella letteratura. Dunque potrà dire ancora di più tutto. Per appena un contrabbe di Agustin di Sabrina, Tramindu aveva un'esperienza sfarente di Geremo di ostri primi bassi con la letteratura, ma il nostro punto comune è che c'è stata una rigezione di questa letteratura, c'è stato un lettorato, sia dentro un atello, sia Bebbia di Uganto con Pasquale, enfin un atello, un corso, ma che era dunque un atello di creazione. Se forse il problema più maggiore della letteratura corsa non è mica quello di creazione, di dire se no dobbiamo parlare di tutto, scrivere di tutto, che bon, penso di sì, ma di creare condizioni di rigezione della letteratura. Forse non mica poi al di là di vostri primi bassi e poi se a oggi giusto appunto potete dire che la fari sono evoluati perché ancora in giro i primi autori che sono giunti qui hanno detto bon, è passato di notte e ancora dite bon, il primo numero non l'abbiamo mica visto e il secondo si è visto appena di più, ma piano piano bon, si è creato un lettorato, l'università ha permesso di creare un lettorato a chinesimo oggi di queste condizioni che possono aiutare giusto appunto di una creazione per via dell'esistenza di un lettorato e dunque di una rigezione, dunque di una critica letteraria. Penso che no, siamo sempre, come dice a mossa e a scrittura, come l'ha detto Don Luigi. Dunque c'è stato un specie di spannamento della scrittura dopo l'epoca di Rigiro, ma penso che il Rigiro che ha permesso le condizioni oggettive di questo cambiamento della scrittura, in particolare sul manifesto posto che il Rigiro era tempo una rivista, ma con il primo numero c'era di nuovo un manifesto, dunque c'era andiatura, andiatura, eccetera. L'idea di Paolo Vecchio, c'è scritto di Domenico Antonio Gironi, un rigiro, un poema in prosa, che mi pare importantissimo per dice radio ciò che è stata una rivoluzione estetica, perché c'è stata una rivoluzione estetica. Dunque Rigiro ha permesso l'apertura di 1000 vie. Allora Rigiro ha permesso l'apertura di 1000 vie, ma se volete ci vorrà fare di noi un centro critico di ciò che è stato prodotto nella guerra,
penso a gente come Filippini, Benenteso, come Marco Angeli, come di noi forse Maestrale, che Lucisaria ha bisogno forse alle di noi, con un troccio oggi, perché Maestrale diceva certi affari che l'altro non palisavano mica, Maestrale non era mica, era un scrittore umoristico, ma mica solo. Di volte sappiamo qualcosa della Mogava, sapeva. E poi c'era ben inteso Giacomo Santoversini, ha chiuso Tallucci, il poema Vendetta di Giacomo Santoversini, con l'ultima strofa che è quando è buona l'itite oggi nel 2020, allora che a poesia in Sistina Tonadi, di una forma assai moderna, finalmente, ecco, è qualcosa che può sorprendere quando mi legge tanti anni dopo come torna a leggere. Dunque, se volete, cioè a fare un esame critico della produzione di un'anzughera, ma dopo diciamo c'è un avanti rigire e un dopo rigire. Finalmente, dopo che è uscito il rigiro, tutte le vie si potevano aprire. Allora, a sapere se ne abbiamo fatto letteratura. No, penso mica che non abbiamo fatto letteratura. Abbiamo avanzato non la storia di letteratura, penso. Oggi ciò che esiste è una produzione letteraria, non si può mica parlare di letteratura usando che non c'è mica un'istituzione, una critica, un letterato costituito. E perché non c'è mica un letterato costituito? La questione del letterato è liata con quella della critica di noi, perché c'è un grande analfabetismo, cioè a dire della gente, perché la maggior parte dei corsi di una certa età, per esempio, non sanno mica leggere il corso, non sanno parlare, sanno discutere, capiscono, ma non sanno né leggere né scrivere. E poi in più, se voi volete, c'è una competenza di lettore. Se volete, quando certe competenze da una lingua all'altra, penso che le sono trasferibili. Se voi sapete scrivere in italiano, saprete scrivere in corso. Voglio dire, se volete usare l'ortografia. Ma la competenza del lettore e di un lettore bislingua è una competenza che si costruisce in 2 libri. E non penso mica che la sia trasferibile di modo automatico, molto più che un c'è mica un mercato letterario che quando esce un'opera è un po' confidenziale, poi dopo quando è pubblicata quanto ce ne può essere più 1000 esemplari, dunque a buscarli, perché se voi li comprate mica nei 5 anni dopo non siete più sicuri di trovarli, e dunque c'è una difficoltà a costituire una specie di collezione letteraria e di nuovo a costituire una memoria e a sparto un capitale. Allora, un capitale di scrittura si è costituito perché si vede che c'è un pochi romanzi e fra l'altro ben intesa ci sono quelli di Jacomo e poi ci sono le pubblicazioni di Juan Luigi, no, eccetera. Ma se volete, penso che quelli che hanno scritto hanno lavorato questa pasta letteraria, ma il letterato non si è mica perché il letterato non si può mica spardere. Il letterato non si può mica spardere perché la lingua stessa non si può mica spardere nella società. Ecco, dunque c'è un'epoca di condizioni che facciano che rigiro ha reso le cose possibili, ma le condizioni, diciamo, sociopolitiche e socioculturali attuali facciano che, a parer mio, ne stiamo in una produzione letteraria, anche se questa produzione letteraria si è a parte spannata assai. E un aiuto aggiustato a fare ciò che Udriudi fanno paragone con ciò che ho conosciuto con la spanditura che giravate con qualche foglia di carta, penso che oggi ci dovrebbe essere di più affari pubblicati su internet e di più chiame a pubblicare e a ricercare. Penso che il rigiro ha dato la possibilità di essere pubblicato.
un autore a un momento dato scrive Parisse a letto, anche se l'è letto per poco mondo. Penso che c'era 700 abbonati a rigiro a un momento dato, penso che è un massimo che c'è stato, potesse appena di più. E penso che ci dà la possibilità a ognuno di esprimersi. Allora, voglio dire, c'è qualcosa di... c'è un spirito in generale in tutta la lingua di dire che non è mai bello, che non è mai scritto come Luciolo, non è mai abbastanza sputi, c'è questa discussione sempre. Io mi ne sono sempre impippato, perché penso che Parisse a letto ci dà un aiuto al lettore. Bon, e il mio lavoro è sempre stato di aiutare il lettore in la lettura per far avanzare in una storia. Bon. Dunque c'è stata questa scelta a un momento dato. E ho conosciuto un tempo a Digotorna, quando un motivo era sempre bello, non era mica bello, a so, mi sono reso conto, ma era sempre bello. E penso che ci dovrebbe essere studi di pubblicazioni, può essere portate dall'università o da altri, che permettono di avere un blog in lingua corsa, onde uno mette a so, e dopo si spannerà qualcosa. In petta quelli che non sono mica competenti, penso che quando si vede la produzione letteraria in Francia, la pubblicazione letteraria in generale è 400 endite in un libro. Bon, e è arrivato più di una volta ai 400 endite, anche di più. Dunque, quando vogliamo di un libro in un librario, si è andato per 3 o 4 settimane, è messo, e dopo passa al pilon. Dunque, questa è la prima idea. Dunque, i libri francesi sono mica letti da tutti, tutto il mondo non aspetta mica nella libreria o a Amazon che lui esca un libro. Bon, dunque, c'è mica su spirito. La seconda è che le statistiche, se un lettore, se avete letto un libro in l'annata, bon, ti conto un po' poco. Una volta ce n'è uno che mi ha detto, non ho mica letto un maestro Magagnone, non ho mica letto tutti i libri che avete letto, ci può darsi 20 libri o 25 libri in la vita, Magagnava. Ma per dire che a gente leggono poco, e mica che in corso, anche in francese. Dunque, penso che ciò non è mica a disperarsi della creazione di un lettorato, sarà sempre poco, sarà sempre in difficoltà perché c'è una situazione di dominazione della lingua francese per rapportare alla lingua corsa. E già può essere più facile quando si vuole leggere dentro in un libro francese che in un libro corso. In più c'è mica una normalizzazione di un parlato, quando ci sono gente che sono scomodati perché hanno da trovare un parlato che è più sottanato o soprannato per portare ciò che li conoscono. E poi penso che manca sempre qualcosa che è al di là della volontà di espressione, c'è l'idea che ci vuole accompagnare il lettore nella lettura. E qui l'americano facciano benissimo. Quando si vede la letteratura americana, quando li facciano un libro che si leggono bene, facciano i capitoli di una pagina e mezzo. C'è una sequenza. Voilà. E passano all'altra. E sono sempre portate da parecchi personaggi. Penso che qui dovremmo riflettere, può essere che l'affare per sviluppare la creazione sarebbe di avere la tele di scrittura letteraria e di scrittura di genere. Mica sempre l'idea che ha un esprime un militantismo di lingua corsa. Beh, qui benissimo, c'è la falla. Parlando di corso, portiamo idee di militantismo, di difesa di un'identità, e anche l'identità si divinisce e cambia. Beh, penso che ci dovrebbe essere luoghi in cui si impara a scrivere. E mica a fare letteratura, ma a scrivere. In fare un romanzo ci sono i regole per fare un romanzo. Per fare un romanzo letto ci sono i regole. O se no ci saranno mica i gonoli che facciano tutti gli anni un bestseller. Tutti gli anni ci sono gente che facciano un libro, dunque hanno un metodo. Noi non siamo mai entrati dentro questo. E penso che ci arriverete a questo punto qui, se lo si vuole andare appena più lontano, nella lettura di ciò che lo si scrive, mica sempre che nella scrittura
di un'idea che è interessante. Tutte le idee possono essere interessanti se portate e scritte da chi sia chi vuole scrivere, ma penso che ci dovrebbe essere, sul punto di vista, in più di una pubblicazione facilitata a tutti, perché mi ricordo come era difficile di pubblicare. Kirn, c'era una pagina. Dunque, quando era pubblicato in Kirn qualcosa di me, e non sortiva mica qualcosa di chi sia d'altro. Dunque, quando lo sorti rigiro, che c'è 25 pagine, c'è parecchi testi, poi in più mi tieni i poemi, i poesini, mi tieni parecchi in 11 pagine, non ce n'era mica che uno. Tanto sì c'era qualcosa, c'era un'impressione di poter pubblicare. Penso che Safari qui ha conosciuto i tempi in cui non si pubblicava mica. Come va? Cioè, dire, a conto personale. Non esiste più, ci sono gli aiuti, c'è la collettività che aiuta, ci sono gli editori, ci sono gli editori che pubblicano. Qui è qualcosa che è un più per rapporto a ciò che abbiamo conosciuto. Allora, ho parlato assai, mi scuso, ma sono idee che ho di poi un po' che danno. Mi viene poco l'occasione di parlare, allora può essere che sto appena lungo. Come avete visto l'epica di riacquisto e è un passaggio importante nella vostra carriera? Lo riacquisto era comunità radio. Era appena una specie di comunità radio. Era un ideale incarnato. Voglio dire, ecco, ben intesa va è vista con Rincuru in maniera un po' come dice radio. Non dice radio mica con nostalgia, ma all'epoca c'era un sentimo di mossa, c'era un cambiamento, c'era una volontà di cambiamento in Corsica, c'era una volontà di cambiamento politico, c'era una volontà di cambiamento culturale, linguistico. Dunque io per me quell'anni sono stati anni meraviglie, posso dire. Ecco, tutto ciò che podia, diciamo, fantasticare in una certa maniera si traduceva in maniera materiale. Scopriva uno tanto che era giovane, che si chiamava Moracchini, e che scriveva come uno, è un giovane così, che scrive in corso, che meraviglia. Ecco, era un affare che stupiva, dopo ho fatto la conoscenza di Eloia Patrizia e tutta la squadra di giro. Che volete che vi dica? Io sono stato fortunato, si dice fortuna mi fa felice fine, mi ha fatto fare felice principio, posso dire. Ecco. Dunque, dice radio che per me quell'epoca sarà sopravvalutata che ha avuto l'impressione di campare una specie di gioventù colma di soddisfazione. Ecco ciò che posso dire. Tutti i casi non me ne hanno mica. Allora, per me, come dire, a giù scontro assai gente. Qui è un affare importante, si vede assai mondo, a giù scontro assai argentini, i canadialesi, di Rogon e due patrizi, c'era di noi fondati che era un spirito particolare, c'erano, qui c'è una ricchezza. Devo dire che è stata una ricchezza. La ricchezza è stata di noi quella di un militantismo, allora ci chiamiamo militanti culturali, ci pare adesso qualcosa, di essere inviati in qualcosa che ci pare importante, di vendere la lingua, di occuparci di mica che di la lingua, di non il resto. Mi sono investito le SS, tanto che diranno solo indicato. Mi ricordo di tempi in cui eravamo bloccati in due un resto un sabato. E l'abbiamo tenuto. C'erano assai mondo, non abbiamo lasciato entrare, abbiamo giunto direttore dopo dire a Gorso, di città, lasciate entrare
che aiuta a perdere tutti i ripasti. Allora un'ora abbiamo lasciato va. Bon, c'era un affare straordinario, facciamo i serati culturali, c'erano... Dunque, di che non è stato nulla sarebbe una bugia, è stato qualcosa di importante. Dopo, tu l'hai detto che di nostalgia della gioventù, voi vi darete più tardi, può darsi in una maniera incantata ciò che avete campato, facendo tale e tale affare. Dunque, ciò le mica può darsi a stare attento a gente che parlano di guerra come un'epica che gira una bella epica, a gioventù. C'è l'idea di avere qualcosa a fare, allora può darsi che qualcosa a fare sparisce dopo invecchiando, ma ciò che so è che ciò che ho campato mi ha fatto. Voilà. Sono diventato ciò che so perché ho campato qua gente che vi dice, bon, mi ricordo che quando ero popolo corso, i gariamo, facevo 100 passi tra tal città, tal affare. Non erano mica capezzone che andavano all'hotel a dormire, la alloggiamo in città universitarie, mangiamo lo stesso luogo, ci ritroviamo nell'appartamento che noi partiamo. Dunque, bon, voilà, c'era qualcosa di assai naturale e ci ha dato una prossimità con la creazione. Penso, ci ha mostrato che era possibile. Voilà, che era possibile. Qui, io direi i più giovani, e beh, adieu. Mais on pariamo ancora di poter fare tutto ciò che si poteva fare. Ho una domanda per Gianluigi Moracchini. Dunque, sappiamo che per le vostre opere vi ispirate di creanze magico-religiose di agosto che chiamano a un fantastico, ma che pongono di un'interrogazione primorosa non a società gorsa. Di una ricchezza per voi? Allora, c'è sicuramente una ricchezza. Bon, c'è stato un verso letterario che ha preso, che ha io 16 anni, dunque ha esplotato un fondo magico-religioso, come voi dite, ma penso che io bon, a vous match, oui, ma qui non c'era tanto... A vous match, 76. Voilà. Bon. E pariment courir, 77 era rimane per me, ma bon, sono pochi donne. Ma bon, l'affare è che quando uno scrive, più uso verso. Per me è stato questo che mi ha portato assai. Ho fatto altri scritti dopo che non può essere più nulla vede un fondo magico religioso, ma rimane sempre questa questione qui perché è assai studiata. Bon, ho burlato anche a gente, so che ho burlato a gente che hanno ripreso come se l'era vera. Bon. E la letteratura ha fatto avanzare il folklore, no? Buongiorno, mi chiamo Lesia. Allora, ho una domanda per Gianluigi Moracchini. Allora, avete scritto durante l'epoca di riacquisto, ma di noi negli anni 2000, in cui romanzi assai moderni come www.mazziri.com aiutano un composante, si è un autore che fa parte di due grandi movimenti di letteratura gorsa, ma allora vi considerate come un scrivano di all'epoca di 70 o di scrittura oggi? Mi considererei di un mica. Uno scrive a un momento dato, dopo ci sono gente che riflette dicendo c'è tal scuola, tal cappella, ci sono gente che fa le categorie, e se sono degli 70, sono di avvini 70. Dunque, dopo ho avuto un'interruzione e poi mi sono rimesso a scrivere quando ho giù. Definita appena di più ciò che l'era scrittura per me, voglio dire, sa fare d'aiutare il lettore a capire, a suitare altri affari che l'estro di un scrittore, a suitare una storia. Dunque, non ero mica contento di ciò che io ho scritto e penso che tutto il mondo deve essere così, quando si legge ciò che ho scritto, dicevo, avrei potuto fare altrimenti. Dunque, penso che sia di un epoca o dell'altra. Sono stato aiutato dai 70, sono stato aiutato nel 2000 a scrivere. Ho avuto l'opportunità di pubblicare, penso che devo salutare quelli che mi hanno aiutato a fare, piuttosto che di dire che sono di un'epoca o dell'altra.
Buongiorno, allora c'è una domanda per voi due. Ripeto le vostre piazze concernendo la scuola a lingua corsa e soprattutto per voi Pasquale Ottavi in cui i libretti scolari, per i scolari, potete constatare un'evoluzione della lingua corsa. Constatare un'evoluzione della lingua, di questa che voi domandate? Allora, tutto si dipende ciò come intende quando si dice evoluzione della lingua. Allora ci sarà l'evoluzione della lingua insegnata e poi c'è l'evoluzione della lingua come la viene usata in società. Allora, se voi volete, primamente penso che l'epica che Cecaldi, quando lui faceva la presentazione del dizionario, l'ha chiamato dizionario di a pieve revisa. E diceva di modo abbastanza giusto all'epoca, credo, che finalmente ognuno parlava da più a meno, ma fine per più, usò dialetto. Per parlare a corso, era parlare usò dialetto, quelli che Stangiccia, quelli che Capigorso, quelli dell'Altarocca, eccetera, eccetera. Allora, ben intesa, tutti questi dialetti si trovavano in una certa maniera in confronto in le città, posto che dopo gli anni 60 la maggior parte della popolazione si ritrova concentrata più o più in Arce in Bastia e diciamo che forse i luoghi che l'uso dialettale diciamo, è stato firmato più omogeneo, penso che li possono essere i luoghi di Appiagia, di Agosta Orientale, di Avalandia, di Portivicciaccio, perché poi più erano i paesani che sono fatti da un paese o che stavano da un paese o che stavano sopra il luogo. Ma in le città c'è stato un mischio tamanto. Dunque, posto che a Arce Bastia oggi accogliano più di se non mi sbaglio mica, di metà della popolazione dell'isola. Dunque c'è di modo obbligato un'evoluzione della lingua. Dopo c'è di nuovo l'università che ha la sua parte, perché ci si ritrovano studenti da parecchi luoghi e si può dire che la si è formata una specie di gognè. Io mi ricordo di essere guardato a Schinziga o all'epoca a Foschi di Fondo e tanti anni fa, negli anni 80, che ha aggiunto una volta studenti che avevano un'espressione di Cismontin che sicuramente l'avevano intesa all'università. Ecco, dunque prima non c'erano mica tutti questi mischi tra la gente, dunque di modo normale c'è un'evoluzione che in se stesso non è mica manca appena negativa. Ciò che è più negativo è il problema della trasmissione. Il problema della trasmissione, questo è un altro po' di braghe, c'è una grossa difficoltà da sa parte e ben intesa c'è, come dice Radio, c'è un'inforza che pesa nella lingua per generazione a bene, ma dopo c'è l'evoluzione linguistica che viene dal fatto che la lingua sia stata insegnata, perché già a scuola che la si è largamente formalizzata, c'è l'università che ha contribuito a formalizzare una maniera di scrivere e poi un certo pensamento, perché si è costruito di nuovo come dice Radio, un registro più tecnico, più concettuale all'università, e questo è normale, è un tocco dell'università. Dunque c'è stato ciò che chiamiamo un movimento di elaborazione linguistica. Ecco, dunque se volete l'evoluzione sono diverse e non sono mica omogenee e alle volte possono essere anche contraddittorie, perché non è la contraddizione maggiore di chi si è avanzato in tante vie dell'elaborazione, si è avanzato in tante vie di riconoscenza, ma c'è un problema maggiore di trasmissione. Ecco. Ed è un problema che si pone in noi, ripeto, come dice Radio, a concepitura che lo può avere un locutore a lingua.
perché so quasi Gasparite oggi è condizione di l'arrembo, diciamo, di la lingua locale. Voglio dire, mi pare difficile, io sono succese, di dire oggi parlo come un succese. E poi non so mica che interessa che là di parlare come un succese, ciò che mi interessa è di parlare corso. Dunque, siamo in un periodo un poco intermediario, delle so numerose domande e risposte si costruiscono non da una forma di forza che l'inforza principale essendo un problema della trasmissione per me. Sans mica la risposta, voudrais juste ajouter dans ta transmission che c'è può darsi un problema di posizionamento di come lo si va c'è l'insegnamento di un corso. Dunque io vedo, perché è un mio mestiere, vedo l'insegnamento di un corso. Mi rammento di ciò che ho visto di uno che vorrei aumentare oggi, che si chiamava Giovanni Ramurocchi, e a maniera che lo faccia di rendere a lui l'insegnamento di un corso. E vidi esercizi strutturali che facevano lavorare a cité, li ripete. E ça fare oggi non lo vedo manco più appena. Donc, bon, on a mica restato Prozac, donc non sono mica depressivi, sono la logica di esempi ragionevoli, ma penso che quando non si entra mica in una logica di trasmissione della lingua, di comunicazione, che è sempre una lingua di insegnamento, ciò che vedo, ma mica una lingua di comunicazione, non vedo mai un citello che parla con un altro citello in corso. E questo mi pone problemi. Certe volte rispondono i maestri, mica sempre, ben sovente vedo i maestri che parlano assai, ma non c'è mica messa in situazione di comunicazione tra citelli. Allora, mi ricordo io come ho imparato lo spagnolo, l'inglese, abbiamo gli esercizi, l'impariamo. Per un corso non abbiamo mica avuto bisogno. Dunque, e penso che c'è sempre l'idea che per un corso non c'è mica bisogno. E c'è questa razza di tabù di dire che per entrare nella lingua basta parlare di corso e non da capire, non da fare. E non basta mica a scuola per questo. Penso che a scuola è di nuovo luogo dove si deve imparare a fare la lingua di trasmissione. Allora, il secondo punto che ho visto è che è cresciuto l'insegnamento bilingue, questo risultato qui, con i citelli che parlano poco corso, e si è abbandonato un luogo di 3 ore. Dunque, i 3 ore sono più o meno fatti, c'è la logica del bilingue di 3 ore. E dunque, per me c'è qualcosa che devo fare, gli italiani dicono un aggiornamento, c'è una riflessione a fare, che viene imparare a dire una lingua e che in due un basta mica un bandio di lingua, che il bandio di lingua non è mai che 4 o 5 ore in giornata, e non è mica di stesso di essere un maestro con 25 citelli, essere con un babbo, una mamma, un bappone, una mammona, con un citello, con 2 o 3 fratelli, non è mica di stesso. Un citello non è mica concernato per ciò che lo dice tutta la giornata una maestra. E non è mica l'occasione di rispondere. Dunque qui penso che c'è qualcosa a fare. Se lo si vuole riflettere tanta riflessione, non c'è mica pensare insegnamento bilingue, insegnamento immersivo. Per me c'è qualcosa che non va mica qui, quando si vede come lo si mette in ballo. Può essere una buona idea, ma quando si vede in ballo la logica di un maestro 25 citelli, non è mica l'immersione che c'è in una famiglia. Dunque, può imparare il corso quelli che parlano il corso, in casa, e che si sviluppano bene. Dunque, questo è comunque per me una riflessione che ci avrà lasciato ad altri, può essere che l'università potrà pigliare. Se lo si sotto il tabù di dire che il corso si deve imparare di noi, per certi, come una lingua che è una lingua straniera, sono obbligati a dire, mica una lingua straniera di siloghi, ma si è didattica di una lingua che si scopre a scuola. Voilà. E questo che vorrei dire. Non su di lasciare riflessione ad altri, forse che
occupa di funzioni che forse che non vogliamo pensare che vi permettono di agire giusto appunto in questi modi di trasmissione della lingua pur in un quadro ristretto di scuola pur con tante condizioni e regolamenti circolari che danno regole per a Pasquale Ottavi d'Arredo ci ha insegnato all'UFM l'insieme di un quadro di un bollettino ufficiale era a Bibbia finalmente di quello che dà il quadro ma cosa si potrebbe immaginare andando al di là di questo quadro c'è un gran piano di formazione c'è quasi 50 anni di esperienza di insegnamento di corso è vero che non è mica lingua moderna forse manco più lingua seconda ma proprio lingua forestiera per una parte importante di idee cosa si potrebbe immaginare allora a livello sia pedagogico sia pure di creazione letteraria abbiamo di più in più puntelli quantunque e Pasquale ci ha partecipato assai alla creazione di questi puntelli da imparare radio corso cosa manca dunque al di là dunque di dispositivi di immersione o di bilinguismo che sono individuati dal pubblico cosa mancherebbe per permettere per portare i maestri a fare il corso una lingua di comunicazione. Allora, volete, prima ci ho avuto la domanda alla ritrosa, penso. Cioè domandarsi a ciò che a chi ne saremmo se non ci fosse mica stata a scuola. Ecco, dopo io 74. E quantunque si può misurare un certo movimento, un certo viaggio fatto e siamo sempre andando e mi pare quantunque un fatto positivo. Allora, ben intesa, una lingua che si insegna diventa una disciplina scolare e quando ella diventa una disciplina scolare acquista un statuto, una forma di dignità di disciplina scolare, ma insegnare la lingua a scuola può contribuire senza volerla di maniera cosciente a mettere in capo ai cittadini che il corso di una lingua che si impara a scuola. E dunque, forse che senza volerla, abbiamo contribuito a installare l'idea della gioventù che il corso si impara a scuola. Ma questa, se volete, come già radio, era una fatalità aspettata. E perché che era una fatalità aspettata? Perché se volete, a un momento dato, un'eca scuola che ha fatto campare la lingua della gioventù, posto che l'affare della trasmissione era rotto a lei a 3 generazioni. Ma ci ho fatto attenzione dicendo questo. Abbiamo avuto parecchie testimonianze di gente di miei anni. Allora, ci sapeva che si parlava di più spesso con i maschi che con le femmine. Questo c'è l'affare della tramandiera, a maniera di sparta la tramandiera tra i due sessi e poi c'è un fatto che spesso quando l'ambiente sonoro e linguistico era assai zeppo di lingua si imparava fuori anche senza che vabbè mamma non parlassero mica ecco ma questa diciamo era per quelli che hanno avuto un contatto forte sempre con i paesi. Ma di una certa maniera la trasmissione a un momento dato, dopo gli anni 60, non si faceva più da leva di genitori a quella di figlioli. Ma c'era una presenza massiccia di un corso nella società che faceva che burella un burella, qualcosa era obbligatorio. Dopo con l'urbanizzazione come c'è radio lo sviluppo miracoloso di mezzi di informazione questo è un dato maggiore più del caso dell'immigrato e dell'integrazione un immigrato che giunge negli anni 60 e poi anche 70 quando lui giunge burella ci voleva che lui in questa maniera di farsi capire, di farsi accettare, di
di trovare su piazza, e proprio pure chi viola un palestinano, ma quelli che giungono hanno forse la stessa unità per i figlioli, perché contano di stare qui, non è mica una critica che li faccio, ma c'è internet, c'è un satellite, c'è la televisione satellitaria, dunque la realtà di questo paese rispettivo non li capisce mica, e dunque quando andiamo in permanenza diciamo in un ambiente sonoro, culturale, senza rompitura, invece che gli immigrati di tanto partivano c'era la rompitura. Allora noi altri oggi non abbiamo più questo ambiente sonoro e poi non abbiamo molto più mica che, se volete, non abbiamo mica la potenza di mezzi di informazione, di mezzi di comunicazione. Allora, abbiamo acquistato qualcosa, non c'è cabere i progressi fatti con RCFM, con Via Stella, non si può mica dire che diciamo l'universo sia completamente rouge, non è mica questa, ma se volete potenzialmente un paragone diciamo di capacità di emissione di spaldiera non ha nulla a che vedere, e dunque da questo punto di vista siamo poco. Dopo vi più per esempio qui un notiziale che c'è un progresso maggiore per questo mattino, dunque un quotidiano regionale non esce una volta a settimana, se può fare un conto c'è 1200 pagine, 40 pagine a giorno, non da 30 giorni vi faccio 1200 pagine, o più con la settimana viene face 12 a mese, 12 da 1200 mi pare, vi faccio 1%. Dunque se volete in questa massificazione della comunicazione ci abbiamo perso assai, e dunque ci abbiamo perso assai. Non abbiamo mica perso che non abbiamo costruito nulla, no, avevamo piuttosto come già detto, avanzata appena in Europa, ma stiamo sempre belli in dritto. Dopo, se volete, c'è un problema della trasmissione in famiglia. Dunque, il problema della trasmissione in famiglia, la trasmissione in famiglia è rotta che con te, se vuoi regolare dall'anno 60, siamo nel 2020, facciamo molto 60 anni. E non c'è nulla di più facile. È questa che in materia di dominazione linguistica è interessante assai. È che sono i paradossi nella dominazione linguistica che formano a normalità. Vuol dire che non c'è nulla di più facile che di parlare con un sentito. Vuol dire che non avete bisogno di nulla. Dammi una salvietta, te, via, eccetera. Vieni che ti fia un bacio, ti canto una canzonetta. Non c'è nulla di più facile. E difatti non c'è nulla di più difficile. Dunque, se volete, c'è qualcosa che si è costruito con il tempo, c'è un'azione conosciuta di un Stato, anche Michel Feltenpalace ne parla oggi nella sua cronaca, dunque non dall'Express. Questi sono fatti che sono conosciuti, ma c'è l'evidenza di questo paradosso che non siamo obbligati a assumere. Una lingua che non ci sarebbe nulla di più facile, basta parlare, eppure c'è una manza di filtri che sono filtri socioculturali, sociopolitici, di psicologia collettiva, che fanno che c'è una specie di impossibilità. Dunque, a scuola, se volete, a scuola campa come la può, in questo mezzo, sapendo che, ben inteso, ci sono possibilità di migliorare l'offerta della scuola. Primamente che la fosse da tutti, secondaria di sviluppare l'immersione alla scuola materna, dopo di sviluppare il lingue. Bon, no primario si sono fatti progressi maggiori, ma l'affare è problematico di più un collegio per non parlare di un liceo. Dunque, se volete, c'è una catena continua, perché il corso oggi è una lingua o di Maiò o di Ciugarelli. I Ciugarelli perché? Perché chi l'avranno imparato, i pochi che lo conoscono l'avranno imparato in casa, e dopo sai Maiò.
E se volete a presa di parola in corso, accompagna la gioventù a presa di coscienza identitaria, quando si forma la personalità e quando comincia a essere un po' sicuri e scelte. Perché se volete, tra l'età diciamo di 10 anni a 9 anni a 16 anni, la gioventù si cerca e si costruisce. Quando ella si costruisce, si cerca i modelli. E i modelli non si piano mica in Corsica, perché c'è una specie di globalizzazione della cultura che non si può francare, e noi altri siamo stati gli stessi a un'epoca. Ecco, dunque c'è un problema complesso, ma ci sono le possibilità di avanzare e ben inteso si pone un problema di ufficialità o piuttosto di ufficializzazione di vita pubblica, cioè dare gente l'occasione di sentire un corso e dare un in tutte le circostanze possibili, ciò che attualmente non c'è mica conciso. Allora, ho una domanda per Gianluigi Moracchini. Dunque, in Australia era www.matiri.com, dove il postmodernismo è proprio in risalto, impiegate una narrazione che non possiamo qualificare di trappola. Come ci potete spiegare? C'è la burla gente, dunque. L'idea di montare l'interesse, di va chi si parte da una strada e si onde da un'altra, bon, qui c'est una maniera di portare l'interesse au lettore. Dunque, e non posso mica spiegare ciò che è fatto, come ho sempre detto, che il lettore sia accompagnato, che ci sia l'idea di portare in delusione, mica di fare una sorpresa. Dunque, bon, di appena come fa un puzzle d'apparecchio, quando si va c'è un scritto, quando scrivo faccio di maniera, in generale parto di Avina, sono sempre a Avina e riparto di Avina e rifaccio tutta la storia. Dunque per cui se io di trappoli, perché conoscendo Avina è più facile di intrappolare la gente. Se posso aggiungere qualcosa a tutto ciò che è stato detto e che sia nel passato sia nel presente, che sono affari importantissimi, perché sono mica chiacchiere, vengono da gente che hanno messo veramente il lavoro in della sua anima e tutti i giorni e a ogni ora di un giorno e durante anni e anni. Dunque sono testimonianze che danno veramente un spessore, diciamo, alla riflessione. E mi pare che ci sia un affare che è stato toccato e che ci voleva forse arrivare in alto, la questione dell'istituzione letteraria, sì, ma di critica letteraria. E allora, se lo si piglia a mancanza o a pretesa mancanza di critica letteraria per giudicare la produzione e giudica la lettura è appena un sbaglio, secondo me, perché chi si detta, ma non si mica, penso, insistito abbastanza, ma quelli che vanno a dimettiamo quando c'è a rimessa, quando c'è a fiera di un libro in Parigi, si accorgono che un libro che ha avuto il premio concorso ha una fila, una coda tremenda di gente che aspettano per comprare sul libro, ma comprano un successo in libreria. Non comprano mica un libro che non legge, non è mica sicuro. E si vede per parecchi che dopo avere un premio non sono più conosciuti, parecchi anni dopo non sono più conosciuti. Si vede in occhi certi che hanno un premio, l'anno dopo vengono e fanno qualcosa, ma non c'è più niente. Si vedono i libri in delle biblioteche individuali e la gente si sa
che non hanno mica letto un libro. Il problema è la lettura, è un problema importante, per questo che ciò che avete detto, uno e l'altro, e voi di noi, ciò che avete ammentato appresso ciò che si fa nell'università, l'elaborazione di una critica letteraria è un affare importantissimo. A tal punto che si può dire che una letteratura con una mica critica letteraria non è mica letteratura, in un certo senso. E dunque, quando si guarda a ciò che si chiama critica letteraria, spesso si vede che è una maniera di fuggire da un libro. A più parte hi ha gente che pretendono di fare critica letteraria, non si interessano mica, come avete fatto facendo questa domanda a Gianluigi Moracchini, non si interessano mica, non pigliano mica a primura di sapere come l'è costruito, quale è veramente la storia. Se voi sentite, se voi portate l'orecchia, avete accorto che o più della critica letteraria, che la sia televisata, che la sia radiofonica, che la sia pure scritta, scappa da un libro e va per la società. E non faccio mica una sociocritica, come voi fate, admettiamo, all'università, non faccio mica socioletteratura, no, faccio la sociologia attraverso i libri che sono pigliati come testimoni della società. Invece essere testimoni di un immaginario, l'ha detta benissimo, dunque Gianluigi. L'autore, quando lo scrive, inventa un mondo, sogna un mondo. Ed è questo che ci vuole vedere. Ci vuole vedere in noi l'uso che mica che è un militante della lingua, ma l'uso che lo fa della lingua, si è aumentato un paragrafo, a pagina, sono elementi che sono importanti. E questo ci vuole constatare che per la letteratura corsa appare meglio, che dobbiamo andare un bene, perché lascia una libertà tanta a quello che scrive, e da un'altra banda è un difetto perché l'impedisce di costruire la sua letteratura come le sono costruite le letterature. Dunque, pensiamo alla critica letteraria, pensiamo a nutrirci e a armare la critica letteraria in noi. Io sono d'accordo con ciò che lui dice, Giacomo. Ne parlo da autore di noi, che ha avventurato la critica. È vero che nel caso di piccole lingue c'è sempre la paura o di criticare o di farsi criticare, perché chi finalmente si dice ma allora siamo poco a scrivere e dunque in più se ci sono a tirare all'occhio allora a Kene, ma è un falso ragionamento, mi pare, perché chi credo io che dipeta un valore politico degli anni 70 si è assistito a una forma di autonomizzazione di uno scritto letterario. Dunque lo scritto letterario ha cominciato a pigliare la sua dinamica propria, ma dentro a questa dinamica c'è un bisogno di uno sguardo, dell'esame tecnico, di critica letteraria. C'è bisogno di una lettura criticista, ma la lettura non è mica fatta contro l'autore, è un falso pizzamento questo, penso. La critica è fatta da aiutare l'autore
come dice la radio, a situarsi meglio, dipende l'attesa possibile di un pubblico. Allora, manca questa critica letteraria, come lo manca lo scontro con i lettori. Dunque, c'è di vai per un autore corso che scrive in corso oggi, c'è di vai a figurarsi cosa è sul letterato, a quale la faccia, ma di una certa maniera quello che fa la critica parla di noi a nome sul letterato. E dunque ci ha pigliato come un aiuto di progredire di scrittura letteraria. Infine, se variare con CP così, penso, anche c'è l'affare dei premi. È vero che il premio concours per la letteratura francese piatta in noi certe miserie. Quando Gian Luigi parlava di questi libri che sono sciacciati a Piron e che più non ne parla. Dunque, per un libro conosciuto, quanto ne mora tempo. Ma se non c'è mica questa specie di catena tra letterato, critica, autore e premi, dunque, se volete, l'autore ha bisogno di una riconoscenza all'uso pubblico, ma una riconoscenza che non sia mica come quella di, come dice la radio, di credenti che vanno a pregare il santo, non è mica questa che l'aspetta, non è mica. Ma di noi, come dice la radio, da questo punto di vista, il critico letterario, con la tecnicità che è capace a mettere nella sua analisi, può essere un aiuto prezioso per quello che scrive. Infine, così credo io. C'è quantunque di voi, se non paragoniamo la situazione di Agursi con quella di 70, di più diremo attori culturali, di più mediazione letteraria. Ci sono i premi, ben che non esistono mica, che esistono premi di collettività, 4 premi di lettori, premi di un libro corso che sono istituzionalizzati. Ci sono tutti gli associati, per noi siamo Musa Nostra, Racine de Ciel, Altaledia, ci sono festivali, c'è l'azione dell'università, ci sono quantunque, diremo, c'è tutta rete di biblioteche, quantunque, sia municipale, sia lì della collettività, c'è quantunque un'attività, un dinamismo che è assai più forte dal punto di vista gusti. Ci sono di noi rete sociali che permettono, e a questo qui in 2 giorni, una poesia di Saverio Valentini, un'altra di Pasquale Ottavi, dunque c'è più bisogno di noi e penso che il lettorato può essere assai più forte che con una pubblicazione di rigiro, c'è mica mesi di stamperia, non e non impedisce mica di essere stampate dopo, dunque ognuno può pubblicare e dopo può mandare di noi sia a Assogi, all'università, dunque ci sono mesi, c'è Bonanno che è di noi istituzionalizzata, che è assai più finalmente confortata che rigiro, penso che è assai più difficile di andare a fare stampare rigiro in aniera, a fare la volta in corso, a fare la volta di un affare assai militante e amatore, che spero che noi potremo ricevere a Domenico Antonio Geronimi per spiegarci giusto appunto come hanno fatto a portare questa rivista da Parigi. Ciò che da strano non era mica la situazione, perché era in corso, invece la rivista era quella all'inizio. Dunque c'è una situazione quantunque di creazione, ma anche di rigezione che è assai fragilità da oggi, senza manco parlare di, allora è vero, forse librerie in difficoltà, ma ci sono quantunque e hanno forse anche per via di questa difficoltà un'attitudine, un'azione, sapere librerie, un'attitudine a pro di un lettorato, con dediche, in lei a quei festivali, c'è un'azione che è quantunque più importante. E a tempo, in destazione è vero che c'è un'integrazione di un lettorato corso a un campo letterario più largo, lì a Francia, con influenze. Gian Luigi ne parlava, ma d'altri autori ne parlano di letteratura poesia americana o altra. Dunque una concorrenza letteraria forse più importante, forse più visiva,
ma poi essere di noi sorgente di ispirazione, non è forme di scrittura, penso che ci sono. Dunque, tutto questo può di noi accompagnare, cioè mica solo avere la letteratura americana o il premio Goncourt come una concorrenza non un mercato di un libro, ma anche come un'opportunità di essere montato quando c'è un festival Altalì di Musa Nostra, Racine du Ciel, di essere posato accanto, un autore corso accanto a uno forse più riconosciuto, più conosciuto, ma che ci può aiutare di noi a fare bene un altro pubblico di noi. In questo ordine di pensare e di rimarcare c'è di noi diciamo, un ricorso alla traduzione che è di noi fondamentale. Non si ne scorda spesso, ma la traduzione giova e tutto ognuno di noi che fa non solo la scrittura, ma che fa la traduzione sa benissimo. Io oggi trovo in un Corriere, oggi trovo un scrittore che fa l'immersione linguistica in corso e che dice che è un istitutore, un maestro di scuola, un professore di scuola, scusate, e che dice, manda un testo che l'ha tradotto e che dice è possibile di metterlo in Romagna se vuoi per illustrare ciò che tu dici, e dice se volete vi posso mandare l'aspetto informatico. È benissimo, è giusto appunto questo che ci vuole moltiplicare piane coscienze, non è mica solo diremmo a stella solo di un libro tradizionale. Ci sono tutti i mezzi che ti hai detto che fanno parte giusto appunto di spannare il letterario e la traduzione di questa in di ciò che dicevo prima, che allora, se 10 anni fa io mi sono messo in internet, c'è la gaccia in internet, penso che c'è in internet che ce l'ho andato e che c'è assai più mezzi che prima. Penso che non si è mai letto tanto che ora, perché se uno di lì di adulto si vede che prima ce l'andava alla biblioteca, andava a comprare un libro, ora si fa una ricerca in internet, si trova e si va di sito in sito. Dunque penso che la lettura non è mica morta, ma penso che anche se dopo si può passare per un libro, penso che ci vuole noi ascoltare veramente come mezzo di spargere, di produzione, manco che di spargere internet. E penso che fa una chiama a mutualizzare, c'è assai gente che facciano, ma che non sboccano mica, non hanno scritto un libro e per non mica un materiale, per fare un libro ci vuole 150 pagine. Bon, ma ci vuole che li cominciano per qualcosa di più corto e che li prona a scontrare un lettorato. Penso che è qui sul prossimo scopo il prossimo rigiro. Penso che è qui. E bon, la lingua dopo è una lingua di comunicazione, mica solo di letteratura. Dunque questo è un altro dibattito, ma voglio dire per rapporto alla questione di prima che non c'è mai stato tanti mezzi che oggi. Dunque a noi di va maniera che questi mezzi siano adoperati bene. C'è sempre maniera di migliorare. Bon, c'è un contesto politico, sociologico, c'è parecchio a fare più in conto, ma ci sono stati mezzi, c'è stato un investimento di parecchi gente, un'indiatura di parecchi gente. Penso che non è mica una vine, penso che c'è un lavoro a fare. E di nuovo a livello di critica letteraria abbiamo quantunque, pur usare liberte in vacanze più o meno stasera, gli studenti, abbiamo quantunque progetti di creare un premio letterario di studenti. L'idea sarebbe di allargare al Mediterraneo di Vala con 2 o 3 università. Questo sarebbe un affare che porterebbe non solo a legge e spero di non scrivere. Dunque ci sono forse altri premi e altre azioni da fare al di là di tutto ciò che abbiamo detto. Dunque se ne vanno stasera con i pochi 2 ore di vacanze così. Così penseranno appena a noi e volteranno di settembre
Mudiwadi. Allora lei mi ha pregato buon coraggio e buone vacanze. A ringraziabi tutti e tre. Ringraziamo gli studenti UCCU e forse a un'altra noi di settembre per arrivare forse questi scontri e per portare una distrazione, d'azione culturale. A ringraziabi. Allez, a ringraziare a tutti.